tutti, non aspetterò niente e nessuno perché devo semplicemente sfogare. L'analisi tattica arriva domani e arriva precisa. Noi mo siamo qua, vedi? Si può anche girare. Oh, that's awesome. Vedi? Perché dobbiamo lavorare e quindi... Ma la riflessione è una, è quella che dobbiamo fare prima di tutto e di tutti. Se tu hai fatto questo, del mettere tutte le riserve, eccetera, eccetera, perché hai paura dei titolari, così, e ti vuoi concentrare sul campionato, si può perdere Galazzi? No, perché la domanda è questa. Se la partita di domenica, per caso, perché esistono le partite, anche quando metti i titolari, esistono le partite che ti possono andare storte, i titolari freschi, se poi con la Lazio perdi, mi chiedo, ne è valsa la pena di fare questa cosa per dire si può fare il turnover, per carità, io sono il primo che dico sempre non mortificare la panchina, falli giocare un pochino di più perché tutti devono stare sul pezzo, ma tu li hai messi tutti insieme e lo abbiamo detto preventivamente, non lo diciamo dopo il 3-1, tutti insieme li metti in una difficoltà incredibile, una squadra che tra l'altro offensiva, troppo offensiva. Allora se tu tieni il pallino del gioco per 90 minuti, fai il 70% di possesso palla, allora metti Spinazzola, terzino, quello avanza, Zerbin che è attaccante avanza, e a centrocampo resta solo Gilmour, Folonuscio che va, Raspadori che va, Neres e Ngong che va. Ma tu hai messo una squadra offensiva di giocatori oggettivamente troppo più scarsi. Era letto, era scritto. Se avesse vinto il genio Conte, hai riabilitato tutta la panchina, sono tutti contenti, questa è la cosa, la competizione per la panchina, però hai perso, sei uscito e adesso questi panchinari chi li recupera più? Perché gli hai fatto capire che loro non giocheranno mai in campionato. Perché gli hai fatto capire questo. Vi metto tutti insieme così e sì, ce la facite, se volete avere qualche chance, ce la fate e andate avanti. Se perdete è finito il campionato. E questa è stata questo è il messaggio che passa nella mia testa. Se poi perdi pure punti con la Lazio nella prossima, è stato un doppio suicidio che non ti ha portato nemmeno un vantaggio in campionato, perché la storia che le coppe tolgono punti al campionato a me non mi ha mai convinta e vi ho portato i dati. Oltretutto non stiamo parlando del mondiale per club, della Champions League, stiamo parlando della Coppa Italia, sono pochi impegni. Si poteva e si doveva onorare, non abbiamo tanti trofei. L'idea che la Coppa Italia non serve, noi non dobbiamo vincere lo scudetto quest'anno. Se veramente sta pensando che vuole vincere quest'anno è perché se ne vuole già andare. Perché non si spiega. Tu ci hai detto che praticamente per costruire piano piano, il primo anno andiamo in Europa, poi dopo vediamo, così. Perché questa fretta di uscire dalla Coppa Italia? L'hai fatto di proposito e non lo posso accettare. Non lo posso proprio accettare. Poi nello specifico parliamo della partita. Io ho visto da telefonino, non si può proprio raccontare. Ho visto Caprile che è onestamente un problema per me, perché si para il rigore, ma fa un rigore stupidissimo, cioè si vedeva lontano un miglio, che sarebbe stato fallo, non devi intervenire là, non puoi intervenire là, poi lo para, poi ho visto fare un'altra parata bellissima su Lazzari, e poi la palla a campanile, a vuoto, ma perché ho visto solo questi pochi momenti, ma ci sarà da parlare ovviamente di Raspadori, se vale la pena, se si trova un posto, perché all'interno di questi 11 qualcuno è panchinaro che non può onestamente far parte dell'11 titolare, ma ci sono anche dei giocatori che invece devi utilizzare. Ci sono i Neres, ci sono tutte le situazioni. Di conseguenza, secondo me, questo è veramente uno sfogo da parte mia, perché non posso parlarvi tatticamente di quello che è successo e chi ha visto niente. Domani ci sarà tempo e vi bacio tutti perché siete anche tanti. E lasciate il like così questo video arriva a Conte e gli chiedo conto, sei contento? Nelle interviste lui è parso contento di essere uscito così non ha questo problema? Perché ne fate con Mario Rui? Questa è la mia domanda. Che poteva giocare Mario Rui per il fatto delle liste? Quindi non me lo spiego.
non me lo spiego, e sono dispiaciuto perché 3-1 è il risultato anche rotondo, pesante, poteva essere di più. Non lo so se noi avremmo potuto probabilmente fare qualcosa in più, questo ne parleremo. Però sono a livello di risultato, quindi il risultato lo posso commentare. Sono dispiaciuto, io non voglio uscire dalla Coppa Italia, mi dispiace, non accetto che si dica ma che ce ne può. È mentalità perdente. Gattuso ha vinto una Coppa Italia. Gattuso ha vinto la Coppa Italia. Conte no. Cominciamo da questo. Poi se la vince l'anno prossimo, i complimenti anche per Conte. Ma altrimenti, speriamo che questa musica non è... perché altrimenti noi dobbiamo stare anche sereni, serenissimi. Serenissimi. Io ho portato un pochino a New York con me, questo è il Plaza, è dove Kevin di Mamma ho perso Valerio, un commento memorabilino che ho letto. Mamma ho perso Valerio, mamma ho perso la Coppa Italia e non mi fa piacere, non mi fa piacere. Li hai depressi, hai capito che li hai depressi? Non li hai recuperati i giocatori così, li hai depressi, i giocatori della panchina li hai depressi perché adesso non hanno più occasioni e si sentono scarsi e i compagni non si fidano, non si fideranno perché sono scarsi, perché sono usciti. Poi Lazio magari più forte, magari più organizzata, perché ho letto un commento che mi è arrivato in privato, dice a parità di riserve, perché anche la Lazio aveva qualche riserve, un gioco più organizzato, un gioco d'attacco, magari ti ritorna utile. Però è un'analisi che non posso fare, questo è solo uno sfogo, sono incazzato. I'm not making a video, I'm live on YouTube. I'm live, of course I'm live. It's the soccer channel, but I don't care. Ah, vedi, è bellino il... I like it, do you like it? It's a little blue. It's a little blue. Like it's gray, but it's a little blue. That's why I like it, probably. It's the blue. Vedi, così si migliora lo studio con l'amico Tony. Va bene ragazzi, sfogatevi nei commenti, ditevi che cosa ne pensate di questa Coppa Italia. Non me ne fotte proprio, il campionato è più importante. Secondo me si poteva andare benissimo in gioco e nessuno gli avrebbe detto niente a Conte se non vai allo scudetto. Perché lo scudetto, per vincere lo scudetto devono squagliarsi tutte le squadre. Nessuno ti diceva niente, potevi arrivare tranquillamente quarto o terzo o anche secondo in campionato facendo una Coppa Italia dignitosa, ma, e chiudo così, la colpa non è solo di Conte, ricordatevi sempre, gli input vengono sempre dalla società, se la società non se n'è mai fottuta delle coppe, mai fottuta di vincere niente, non arriva nessuna cosa a dire oh, ma veramente tu hai intenzione di mettere tutti i pagine? Ma non esiste proprio, si onora la Coppa. Perché sono d'accordo, l'hanno fatto d'amore e d'accordo, quindi si prendessero tutte le responsabilità. E poi parliamo anche dei giocatori, che però si sono scarsi, la colpa è forse non loro. Da New York, Valerio Fluido e tutto, come si chiude? Non lo so, devo chiedere, ciao, lasciate il like, poi ci vediamo dopo. Dai.